Buongiorno a tutte e a tutti, benvenuti a questa iniziativa denominata Competenze digitali ed emotive nella scuola di oggi. È un'iniziativa organizzata dal Centro di Documentazione Europea Guido Comessati dell'Università degli Studi di Udine, in collaborazione con una serie di soggetti che vedete presenti nella locandina. Un benvenuto particolare agli studenti e alle studentesse delle scuole che hanno aderito a questa iniziativa e anche a studenti universitari, a cittadini, a esponenti di alcune delle associazioni che collaborano all'iniziativa stessa. E naturalmente un grazie alle colleghe Francesca Zanon e Marina Camodega o Camodeca, che sentiremo tra poco, e naturalmente a Martina Rossetto della Casa per l'Europa di Gemona del Friuli. Due parole su che cos'è il Centro di Documentazione Europea dell'Università di Udine, perché non è detto che tutti lo sappiano. I centri di documentazione europea sono, diciamo, delle antenne informative ma anche formative create nelle università in Europa e in qualche caso anche fuori d'Europa, che hanno come tema l'integrazione europea, cioè vogliono fornire informazione, documentazione a 360 gradi sui temi dell'integrazione europea. Perciò l'Unione Europea, che cos'è, come funziona, perché è stata creata, quali sono i suoi obiettivi. È per questo che i centri di documentazione sono collocati di solito all'interno dei sistemi bibliotecari degli Atenei, perché proprio sono le entità che diffondono informazione e documentazione. E di conseguenza un ulteriore ringraziamento va alla dottoressa Daniela Catalini, che è l'anima del Centro di Documentazione Europea dell'Ateneo Friulano, che è dedicato a Guido Comessati, che è stato nel corso del Novecento forse il più importante esponente del federalismo europeo del nostro territorio. Perché l'iniziativa di oggi e come si colloca? Si colloca all'interno di un progetto di rete dei CDE italiani, nel senso che i centri di documentazione europea in Italia hanno uno stretto collegamento tra di loro, una storia di lavoro comune e di progetti comuni. Quello di quest'anno, diciamo 23 e 24, adesso spiegherò perché, è dedicato proprio all'anno europeo delle competenze e ha come denominazione capacità, ingegno e partecipazione. Il 23, ma anche il 24, è l'anno europeo delle competenze. Perché 23 e 24? Perché l'anno è stato inaugurato, per così dire, il 9 maggio del 23 e si concluderà l'8 maggio di quest'anno. Per cui è un anno che è a scavalco di due anni solari. Perché il 9 maggio? Perché abbiamo cominciato il 9 maggio del 23, perché il 9 maggio è in qualche modo la data simbolo dell'integrazione europea. Il 9 maggio del 1950 ci fu la proposta di creare la prima comunità europea tra i primi 6 stati, tra cui c'era anche l'Italia. Si decise di avviare un percorso che avrebbe di lì a poco portato alla creazione della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, cioè della prima forma di integrazione europea, che significativamente aveva a che fare
con elementi centrali della vita economica degli europei. Il carbone e l'acciaio adesso ci sembrano qualcosa di vecchio, ma a metà del Novecento erano il cuore della produzione economica, della vita economica delle società sviluppate. E mettere insieme quegli elementi, quei prodotti, quelle industrie, significava gettare le basi per una integrazione ancora più ampia, che non fosse solo economica ma anche politica, e voleva poi dire soprattutto che visto che con l'acciaio si fanno i cannoni, le corazzate e i carri armati, e che erano stati gli elementi fondamentali dello scontro nazionalistico dei decenni e dei secoli precedenti, metterli assieme significava mai più guerre tra gli stati europei. E in effetti in questi decenni, in questi oltre 70 anni che ci separano da quella data, tra gli stati membri, prima delle comunità, adesso dell'Unione Europea, non ci sono mai state guerre, cosa che si poteva magari ritenere per dare per scontato, ma con quello che succede alle frontiere anche immediate dell'Unione Europea ci rendiamo conto di quanto in realtà la pace sia un bene prezioso che deve essere coltivato sempre. Anno europeo delle competenze perché? Perché appunto la Commissione europea ogni anno, già da un po' di tempo, focalizza l'attenzione della società europea su una tematica su cui invita a concentrare riflessioni, progetti, iniziative. E quest'anno appunto le skills, per dirle in inglese, le competenze in italiano, sono il tema di questo anno. È un tema, come tutti le tematiche di questo tipo, che può essere e deve essere declinato a 360 gradi, perché competenze significa molte cose e tocca molti ambienti. Innanzitutto il mondo della scuola, evidentemente, perché la scuola, diciamo, tutta la catena educativa e formativa che comincia in realtà dalla famiglia e da scuola dell'infanzia e giunge all'università, ma anche alla post università, ha a che fare con l'acquisizione di competenze, la loro trasmissione, il loro ampliamento, ma anche come dire, la capacità di suscitare competenze che magari sono presenti in ognuno di noi, in ognuno di voi, e che magari devono essere portate alla luce anche quando sono inespresse. E di conseguenza è un tema che ha a che fare con le agenzie formative, scuole e università in primis, ma ha a che fare anche con il mercato del lavoro, cioè con quello che le persone andranno a fare una volta concluso il loro ciclo formativo. Da un lato perché il ciclo formativo non finisce mai, perché continua tutta la vita, dall'altra perché combinare quello che si apprende a scuola con quello che si andrà a fare nel mercato del lavoro è un elemento fondamentale. Se c'è un disallineamento, per dire usare un altro termine in inglese, un mismatch tra educazione e mercato del lavoro, c'è il rischio che non ci sia uno sbocco professionale e lavorativo soddisfacente perché finisce la scuola o l'università, e dall'altro perché le imprese, gli enti, le istituzioni, i soggetti economici non trovano competenze adeguate che servono loro, perché magari appunto ci sono dei settori, degli ambiti professionali che restano scoperti. Abbiamo questa condizione, è una condizione solo teorica? No, è anche una condizione pratica, concreta, perché da un lato abbiamo in Italia, forse più che in altri paesi, un livello
di disoccupazione relativamente elevato, anche se fortunatamente sta scendendo, e dall'altro però abbiamo moltissime imprese che non trovano lavoratori, che non trovano collaboratori, che non trovano persone con cui crescere assieme dal punto di vista dell'economia, della professione e delle scelte di vita. È chiaro di conseguenza che colmare questo mismatch, questo disallineamento è fondamentale, ed è fondamentale soprattutto in un contesto di grandi e accelerate trasformazioni economiche, trasformazioni sociali, trasformazioni a 360 gradi del nostro vivere. Pensate soltanto al tema, lo cito e basta, della intelligenza artificiale e quanto questo cambi per tutti noi, nelle nostre rispettive condizioni, il modo di studiare, lavorare, anche trascorrere il tempo libero. Oppure quanto il tema della trasformazione, come dire, del cambiamento climatico e di come adattarsi a questo cambiamento da un lato e come limitarlo dall'altro, implichi delle competenze che una generazione fa o 2 generazioni fa non erano presenti, ma di cui non si percepiva nemmeno la necessità e l'urgenza. Invece oggi questa urgenza e questa necessità la percepiamo. E di conseguenza il tema delle competenze è un tema che deve a propria volta come dire, rinnovarsi costantemente. Insomma, questo anno è l'occasione per affrontare questi temi appunto in un ampio spettro. E a questo vuole portare il proprio granello di sabbia l'incontro di oggi. Per cui ringrazio ancora Francesca Zanon e Marina Camodeca e oltre a Martina Rossetto, scusa Martina, per la loro presenza. Bene, intanto buongiorno e benvenuti a tutte e a tutti. Mi fa piacere anche vedere che oltre a dei nostri studenti ci sono anche studenti della scuola secondaria di secondo grado, dunque è piacere di vederli qui, perché poi speriamo saranno i nostri futuri studenti, e dunque speriamo di rivederli tutti in vari contesti. Allora io intanto mi presento, insegno qui a Scienze della Formazione Primaria, che è il corso di laurea per gli insegnanti, insegno didattica generale, tecnologie didattiche e col concetto di competenza un po' ci lavoriamo tutti noi insegnanti di Scienze della Formazione Primaria, no? Uno degli aspetti fondamentali quando vogliamo formare un insegnante è quello di spiegare agli studenti che diventeranno futuri insegnanti quanto il concetto di competenza, quanto la scuola non è più trasmettere conoscenze e abilità, non è più solo trasmettere conoscenze e abilità, ma quanto la scuola deve essere il contesto, il luogo dove si formano le competenze. In particolare, che ci piaccia o non ci piaccia, anche le competenze digitali. Dunque il mio intervento di oggi vuole toccare un po' questo aspetto delle competenze, ossia la competenza digitale, vedere che cos'è. Dunque io vi farò un excursus un po' su alcuni aspetti che magari conoscete che riguardano la competenza digitale, per poi vedere in particolare come questa competenza digitale diventa ormai emergenza, attualità, aspetto fondamentale che vogliamo quando ci troviamo di fronte all'intelligenza artificiale. Che ci piaccia o che non ci piaccia anche questa, è uno strumento con cui ci scontriamo mai quotidianamente, ma il fatto che sia un'emergenza, il fatto che il tutto è scoppiato in un anno, forse in 6 mesi, la chat GPT sono diventate un elettrodomestico che possiamo prendere e accendere in qualsiasi momento della nostra quotidianità.
ed è uno strumento di cui la scuola con cui la scuola non può chiudere gli occhi, non può pensare che non faccia parte delle competenze digitali, non può far finta che non ci sia, non può vedere come un demone, come qualcosa che guai usare la chat GPT, guai, ecco gli studenti copiano da lì, ecco adesso cosa servo io, non servo più a niente. No, perché è uno strumento. Certo che se vogliamo farlo diventare uno strumento competente, l'insegnante deve acquisire determinate competenze e far sì che quello strumento diventi uno strumento che può aiutare, può essere utile nella professione insegnante, nell'interagire con gli studenti, vedremo le varie modalità, e dunque è importante che il futuro docente, il docente e anche in qualche modo lo studente diventi competente su questo strumento. Non possiamo far finta, no, non mi interessa perché non serve a niente, ha aspetti positivi e negativi, noi dobbiamo in qualche modo venirne incontro. Un po' questo io volevo fare questo cammino con voi. E dunque ho cominciato a cercare alcune definizioni di competenza digitale, ma prima di vedere quella, volevo chiedervi, a tutti voi è chiaro così la differenza tra conoscenza, abilità e competenza? Silenzio assenso o silenzio allora, i miei studenti ormai questo esempio lo sanno a memoria, mi scuso con loro presenti perché io poi sono un po' invecchio e faccio sempre gli stessi esempi, ma giusto per chiarire, sono 3 termini completamente diversi con cui, siccome parliamo di scuola, la scuola si confronta quotidianamente. La conoscenza, abilità e competenza. Io per far spiegare la differenza faccio un esempio piuttosto banale, no? E dico sempre, noi quando molti di voi ormai hanno 18 anni lo stanno facendo, facciamo scuola guida, impariamo, no? Conosciamo, facciamo la teoria, conosciamo come funziona la macchina, conosciamo i cartelli e abbiamo delle conoscenze. Poi saliamo in macchina, facciamo le prove e impariamo, abbiamo anche un'abilità, sappiamo andare anche in macchina. Ok? Quando questa diventa una competenza, quando tutte quelle conoscenze e quelle abilità noi le sappiamo generalizzare, sappiamo affrontare l'ansia e l'emozione di essere in autostrada e dunque tutti i camion ci corrono incontro, quando ci suonano al semaforo perché non ci muoviamo, quando ci troviamo di fronte a un incidente, quando il marito in parte ci sgrida perché teniamo sempre il pedale attaccato alla frizione, quando sappiamo gestire gli aspetti emotivi, affettivi, sappiamo generalizzare quelle conoscenze, quelle abilità che abbiamo acquisito, lì diventiamo competenti. Dunque, vedete, la competenza è una cosa che va al di là, sia che tocchi poi, vedremo l'aspetto emotivo in particolare, ma che riguardi l'aspetto che va al di là della conoscenza e dell'abilità, ma si fa forte di parole come generalizzazione, consapevolezza e autoregolazione. Se io gestisco questi aspetti sono competente ed è difficilissimo. Io da adulta non posso dirmi competente in tutto, perché è un percorso lungo e la scuola affronta pian pianino questo percorso. Certo che dopo 5 anni di scuola primaria non possiamo dire che abbiamo formato dei bambini super competenti, neanche dopo gli 8 con la scuola secondaria di primo grado, ma neanche dopo gli altri 5 della scuola secondaria di secondo grado, perché pian pianino uno impara a autoregolarsi, ad essere competente, a gestire le emozioni, come vedremo dopo, insomma, e dunque è un percorso lungo di cui la scuola deve farsi carico. Detto questo, vediamo invece, andiamo al sodo e vediamo l'aspetto che riguarda, scusate, l'aspetto che riguarda invece la competenza digitale. Allora, sono andata a cercare un po' di definizioni perché la maggior parte di voi è a scuola e sa, no? Che la conoscenza passa per le definizioni. Allora, una prima definizione che ho trovato recita così: la competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell'informazione per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Essa è supportata da abilità di base nella tecnologia, l'uso del computer per perire, valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni,
nonché per comunicare e partecipare a reti collaborative tramite internet. Allora, già da questa prima definizione base proprio si capisce che competenza digitale non vuol dire saper accendere il PC, non vuol dire neanche saper utilizzare Instagram, non vuol dire neanche navigare in tutti i social del mondo o utilizzare il cellulare in tutte le sue funzionalità. Ma c'è una parolina che è importante: utilizzare condivisione e spirito critico le tecnologie della società delle informazioni. L'ho presa perché a me piace molto quella parola. Vuol dire quella consapevolezza che vi dicevo prima, e dunque non solo conosco uno strumento, ma ne conosco le capacità, le potenzialità e so utilizzare con spirito critico. Apro una parentesi, ormai 20 giorni fa, un mese fa, ero in macchina e mi chiama una giornalista del Messaggero e mi dice: professoressa, ha sentito che, si può dire, anche se sono riservata, il ministro vuole togliere i cellulari dalle scuole? Cosa ne pensa? E io ho risposto con tutta sincerità che non è la scuola che deve togliere il cellulare, ma che il cellulare può essere uno strumento che, utilizzato con spirito critico, dimestichezza, può portare avanti la competenza digitale, può aiutarci a far trasformare le conoscenze e le abilità in competenze. Forse una riflessione va fatta: quando viene dato quel cellulare, come viene dato quel cellulare. Forse una riflessione al di fuori dalla scuola, ma se la scuola utilizza le tecnologie in un'ottica di competenza digitale non c'è niente di male, anzi, cercare informazioni, come vedremo alla fine arriveremo a quello, chiuderò il cerchio con quello, cercare informazioni è una competenza fondamentale e saperle cercare con le tecnologie non è così facile. Tutti noi sappiamo scrivere su Google, ma sappiamo fare le domande giuste, sappiamo cercare le cose giuste, le fonti giuste, lo spirito critico. Le tecnologie ci possono aiutare, ma bisogna sviluppare questo spirito critico, saper valutare, reperire, conservare, produrre, presentare le informazioni. Questo la scuola deve fare, sviluppare questa competenza digitale, che è difficilissimo, non è facile. Ma la scuola deve muoversi da questo punto di vista. Ancora, sono andata avanti nella mia ricerca, non ho scomodato in questo caso l'intelligenza artificiale nelle definizioni, anche se avrei potuto farlo. La competenza digitale presuppone una solida consapevolezza e conoscenza della natura, del ruolo e delle opportunità delle tecnologie nel quotidiano, nella vita privata e sociale, come anche nel lavoro. In ciò rientrano le principali applicazioni informatiche come trattamento di testi, fogli elettronici, banche dati, memorizzazione e gestione delle informazioni, oltre a una consapevolezza delle opportunità, dei potenziali rischi di internet e la comunicazione tramite supporti elettronici. Vedete, qui non si parla di intelligenza artificiale perché sono definizioni di un paio d'anni fa. Per il lavoro, il tempo libero, la condivisione di informazioni, le reti collaborative, l'apprendimento e la ricerca. Le persone dovrebbero anche essere consapevoli di come le tecnologie possono coadiuvare la creatività e l'innovazione e rendersi conto delle problematiche legate alla validità, all'affidabilità, alle informazioni disponibili e dei principi giuridici ed etici che si pongono all'uso interattivo delle tecnologie. Dunque, la tecnologia non è il demone che deve uscire dalla scuola, ma è uno strumento che affianca l'insegnamento, come il testo, come la penna, che lo affianca e che aiuta. Una LIM, un tablet, un software che permette di cercare le informazioni, io dico sempre, conoscere vuol dire manipolare le informazioni, non solo riceverle. Una lezione in cui io non ascolto
solo la Kant e la ragion pura, ma insieme al docente di filosofia la cerco nei motori di ricerca, costruisco qualcosa, cerco le definizioni, produco delle slide, è una lezione diversa da quella che ascoltare anche il bravissimo prof di filosofia che mi parla di Kant, che dopo un po' la mia testa vaga su quello che devo fare nel pomeriggio, sul fatto che potevo essere che c'è il sole fuori e non ascolto più. Se invece sono protagonista, magari quei 20 minuti di attenzione li reggo di più. E molto spesso cosa mi rende protagonista? Cosa rende non totalmente, ma cosa rende un processo di apprendimento attivo? Anche l'uso delle tecnologie. Le tecnologie rendono un processo di apprendimento attivo, mi rendono partecipe, mi permettono di manipolare la conoscenza, di costruirla, di esserne consapevole. Certo, alla fine c'è una frase sibillina che dice che io non voglio toccare oggi, e forse non sono neanche la persona più adatta per toccarli, i principi giuridici ed etici. Ma la scuola deve un pochino spogliarsi da questo e utilizzarlo come strumento di conoscenza, di manipolazione dei contenuti, manipolazione in senso buono, di costruzione dei contenuti, di supporto per l'apprendimento. Certo, lasciamo fuori i social. Certo, poi c'è tutto quell'aspetto etico che va che c'è la collega molto più esperta di me, dal cyberbullismo a che io non tocco qui, ma che sono un altro aspetto delle tecnologie. Ma il bullismo, il cyberbullismo non è la colpa delle tecnologie, è la colpa di come noi abbiamo permesso, noi per primo io, che passasse l'uso di certe tecnologie. Dunque, consapevolezza è la parola chiave anche di questa definizione. Le abilità necessarie comprendono, dunque qui aggiungono al concetto di consapevolezza e di competenza anche la parola abilità, comprendono la capacità di cercare, raccogliere e trattare le informazioni. Guardate che questa frase, capacità di cercare, adesso tornerà nell'intelligenza artificiale, perché la chat GPT è lo strumento che adesso ci può aiutare tantissimo a raccogliere le informazioni. Ma diventa veramente produttivo quando io so cosa chiedere a ChatGPT e so anche correggere cosa risponde ChatGPT e non prendo copia e incollo, ma ci faccio un ragionamento. Perché è uno strumento e come tutti gli strumenti può sbagliare. Certo che ci deve essere la mia consapevolezza di fare le domande giuste e di rileggere. Dunque, raccogliere, trattare le informazioni, di usarle in modo critico. Io non tengo d'occhio il tempo, voi mi fate voi sistematico, accertando la pertinenza e distinguendo il reale dal virtuale, altro aspetto importante, pur riconoscendone le correlazioni. Le persone dovrebbero anche essere capaci di usare strumenti per produrre, presentare e comprendere informazioni complesse ed essere in grado di accedere ai servizi basati su internet, farvi ricerche ed usarli. Le persone dovrebbero anche essere capaci di usare le tecnologie a sostegno del pensiero critico, della creatività, dell'innovazione. Torno a quello che abbiamo detto prima. L'uso delle tecnologie comporta un'attitudine critica e riflessiva nei confronti delle informazioni disponibili e un uso responsabile dei mezzi di comunicazione interattive, anche un interesse a impegnarsi in comunità e reti a fini culturali, sociali e professionali, serve a rafforzare tale competenza. Dunque vedete come viene enfatizzato questo aspetto, è uno strumento che mi aiuta a trovare le informazioni, a elaborarle, a sviluppare il pensiero critico, la creatività, a costruire. Dunque, sviluppare la competenza digitale vuol dire muoversi da questo punto di vista e mi piace questo schema di Calvani, Fini e Ranieri che è relativamente vecchietto, perché quando vedo 2010 comunque penso che insomma, sì, è vecchietto, ma
È molto vecchietto, perché nel frattempo dal punto di vista digitale è successo di tutto dal 2010 al 2024. Però è comunque attuale, vedete, competenza digitale vuol dire fare ricerca, di quello che avete visto, sviluppare pensiero critico, capacità di problem solving. Vi dicevo prima, un apprendimento attivo è quello dove lo studente è protagonista, impara facendo, e dunque le tecnologie dovrebbero permetterci di mettere sempre lo studente nell'ottica di devi risolvere un problema, di lanciare una sfida. Mi piace molto la parola lanciare una sfida, che non è mia, ma è di un autore che si chiama Cecchinato e che ha portato la Flipped Classroom, che è un altro modo di utilizzare le tecnologie in Italia, che lui dice sempre: quando io faccio Flipped Classroom devo lanciare la sfida agli studenti, metterli in un'ottica di problem solving, far sì che debbano risolvere un problema, e le tecnologie devono aiutare da questo punto di vista. Oltre, per esempio, anche permettere la collaborazione, no? Attraverso le tecnologie noi possiamo creare gruppi, forum in cui si può collaborare, discutere, confrontarsi. Questo non escludendo quanto comunque è ancora importante fare gruppi in presenza, collaborare. Tutte le tecnologie sono un supporto in più, non vanno a escludere tutto quello che è la normalità. Gli autori vanno oltre e dunque dicono: quando si parla di competenze digitali si parla proprio della capacità ossia capire l'importanza delle fonti. In questo mondo che va alla velocità della luce, in questi social, no? Dove quello che metti oggi è già vecchio, perché è già stato superato da qualcuno che l'ha messo 10 minuti dopo, quanti di loro sanno leggere e interpretare le immagini, capire il senso delle immagini? Avete mai provato a lavorare voi, tra di voi ragazzi o gli studenti presenti, sul saper interpretare i contenuti anche visivi che ci sono nel mondo di internet? O nel saper scegliere e utilizzare le tecnologie in modo funzionale? Questo riguarda ancora di più il docente, no? Qual è la tecnologia giusta per poter lavorare con i ragazzi? Questo vuol dire avere una competenza digitale. Saper trovare, valutare, selezionare e gestire le informazioni. L'abbiamo detto più volte, no? Avere una competenza digitale vuol dire, che si collega anche alla visual literacy, trovare, valutare e selezionare le informazioni. Cercare le fonti è una cosa che si insegnava a scuola molto prima delle tecnologie, no? Cioè, saper selezionare la fonte giusta ai miei tempi era nell'enciclopedia, se hai trovato l'informazione giusta, la stessa cosa si fa con le tecnologie. Certo che in internet è attualmente, allora mi accelero, è nel mondo dell'intelligenza artificiale le informazioni sono quadruplicate rispetto invece a quello che era l'enciclopedia che avevo io. Vado un po' più rapida perché sennò rischio di non andare all'intelligenza artificiale. DG Comp Edu. Attualmente il Ministero ci dice come format di riferimento quando si parla di competenze digitali abbiamo questo framework, questo modello che è il DigiComp Edu, che si rifà al DigiComp, che è il framework relativo alle competenze, che riguarda proprio quello che gli insegnanti sono un po' devono saper acquisire quando utilizzano le tecnologie nel mondo scolastico. Vedete, ci sono 6 aree, ogni area riguarda proprio l'utilizzo diverso delle tecnologie. Vado rapida perché volevo dirvi questa cosa delle intelligenze artificiali. L'area 1 riguarda come gestire le tecnologie dal punto di vista professionale. Io insegnante, le tecnologie come mi possono aiutare per gestire la comunicazione, la collaborazione, crescere io professionalmente? E su questo vedrete che l'intelligenza artificiale può essere un ottimo supporto, per esempio sulla progettazione.
Io attualmente sto portando avanti un piccolo filone di ricerca dove ho fatto utilizzare i miei studenti la chat GPT per provare a fare piccole unità didattiche, progettazione. Naturalmente bisogna sapere quello che si fa, essere consapevoli e competenti prima. Se io chiedo a mio marito che lavora in banca di farmi una progettazione didattica con la chat GPT gliela fa. Lui non riesce a capire se gliel'ha fatta bene o gliel'ha fatta male, perché lavora in banca, fa suo. Dunque dietro devo avere delle competenze per poter utilizzare lo strumento. Dunque, tornando al modello, l'area 1 riguarda più l'aspetto, diciamo, professionale. L'area 2 si focalizza sui contenuti digitali e dunque sulla quello che abbiamo visto, la ricerca, la selezione, la valutazione, quello che abbiamo visto prima. La terza area riguarda gli aspetti pedagogici e didattici riguardanti l'uso delle tecnologie, cioè la capacità proprio di utilizzare dal punto di vista didattico. L'area 4 riguarda la valutazione, che meriterebbe un convegno a parte, perché se io innovo la didattica, faccio didattica attiva con le tecnologie, anche la valutazione deve risentire del fatto che ho fatto una didattica diversa. L'area 5 riguarda, e anche qui vedremo il discorso di come le tecnologie ci aiutano a personalizzare, a individualizzare, a potenziare l'autoefficacia con i ragazzi. E poi c'è l'aspetto, diciamo, delle competenze digitali che devono avere gli studenti. Dunque questo è un po' il framework che accompagna le scelte del Ministero dal punto di vista delle competenze digitali. Ma allora, detto tutto questo, l'intelligenza artificiale a scuola vuol dire avere una competenza digitale. Come ci siamo spaventati quando ci hanno messo dentro il coding nella scuola primaria, non siamo capaci, e tutti pian pianino ci siamo creati la nostra competenza digitale. Quando ci hanno messo le LIM in classe, tutti siamo un pochettino, adesso cosa faccio di questo? Ci siamo dovuti costruire una competenza digitale. Lo stesso adesso dobbiamo fare un po' con questo nuovo strumento, no? Siamo pronti a questo impatto? Ormai sì, perché c'è. Non stiamo parlando di una cosa che sta per arrivare, c'è, è presente, dunque non possiamo più far finta di niente. È parte integrante del processo educativo, anzi sta diventando, è una copia di una slide un po' più vecchia, è parte integrante del processo educativo. Questo non vuol dire che non sostituirà mai niente. Sostituisce Google, ecco quello che sostituisce, perché ogni tecnologia sostituisce la tecnologia precedente. Google sostituiva l'enciclopedia, la chat GPT, l'intelligenza artificiale sostituisce quello che c'è, ma non sostituirà le competenze digitali di un insegnante, non potrà mai andare a sostituire, perché, ripeto, è uno strumento che noi dobbiamo saper utilizzare. Dunque, dobbiamo pensarla come una compagna, come un assistente di processo, come uno strumento che ci può aiutare a sviluppare anche processi metacognitivi nei ragazzi, perché quello che dicevo prima, fate la domanda giusta all'assistente cognitivo. Se voi dovete chiedere alla chat GPT una cosa, come gliela chiedete? Traducimi la versione di, scusate, faccio sempre gli esempi, si vede che ho una figlia al classico, no? Questi esempi, ma fammi la versione di, te la può anche fare? Ma poi tu quella versione, a parte che gliela devi anche spiegare la prof, e poi quando devi diventare competente perché la devi saper generalizzare e fare, ma devi anche capire, perché la chat la può sbagliare. Ma come non c'era solo la chat, quanti strumenti ci sono? Ditemelo ragazzi che vi fanno la versione prima di chat GPT. Ce ne sono. Ma se tu non sai come te l'ha fatta, o fai la ricerca su, ma devi saper leggere quello che fa. Dunque, è chiaro che questi assistenti cognitivi sono importanti perché ci possono
uno strumento che ci può aiutare, ci può facilitare, ma in qualche modo ci può far sviluppare delle competenze che noi non riuscivamo a sviluppare in altro modo, la competenza di sapere cosa chiedere, la competenza metacognitiva, di riflettere su quello che faccio, ci può aiutare. Qui c'è una tabella che adesso, in cui ci sono tutte le potenzialità che possono avere questi assistenti cognitivi. C'è la possibilità di adattare le metodologie e i materiali didattici. L'intelligenza artificiale ci può aiutare. Pensa a un insegnante che deve creare materiale didattico per 25 studenti, ma con caratteristiche diverse. Non penso solo alla difficoltà, non penso solo al ragazzo DSA, al ragazzo che deve avere ma anche hanno stili cognitivi diversi. Attraverso questi strumenti io posso creare, no? La stessa lezione la posso fare in modi diversi e questo mi aiuta molto. Io a volte la utilizzo come, no? Mi preparo i contenuti qui non l'ho fatto, i contenuti delle varie slide, poi vado dentro presentation.ai, gli metto dentro i contenuti e faccio fare le slide e mi mette delle immagini stupendi. Io che poi non sono poco creativa, come vedete da queste slide, non metto tanti colori, mi stufo, non sono, invece mi mette delle immagini strepitose, no? Però a volte devo andarle a correggere perché poi mi rendo conto che mettere l'immagine così, che magari non è e dunque dietro ci deve essere una competenza nell'uso dello strumento, ma anche una competenza sulla risposta che mi dà quello strumento. È molto utile sulla gestione, tornando all'area 1 del framework che abbiamo visto prima, sulla gestione anche amministrativa delle carriere degli studenti, sulla creazione anche di metodologie di valutazione. La creazione di test, di strumenti, naturalmente io insegnante devo sapere cosa chiedere, non posso dire solo fammi un test di valutazione su quell'argomento, perché io so come l'ho svolto agli studenti, però mi può essere d'aiuto. Quante volte ci manca la fantasia per fare la domanda, per fare la prova veramente cattiva per mettere in difficoltà? Ecco, chat ci può aiutare a creare la prova veramente cattiva. Ci può aiutare nello svolgimento di spiegazioni, nella possibilità di assistere gli studenti che necessitano di aiuto supplementare, anche nei vari aspetti, tornando un attimo indietro, tornando al framework, in tutto quello che riguardava il coinvolgimento e la valorizzazione personale. Dunque tocca un po' tutte queste aree. Qui vi ho messo alcuni degli strumenti che ci sono e che sono facilmente ritrovabili e utilizzabili in modalità free o comunque hanno la possibilità e che ci possono aiutare. Qui per esempio sono degli strumenti che ci aiutano a illustrare, no? E dunque per produrre grafici. Cosa c'è di male in questo? Nulla. Certo che devo avere la competenza, non tanto tecnica, perché vedrete sono di una facile, e questo, competenza digitale non riguarda, cioè non dobbiamo essere degli informatici, che è una conoscenza informatica, ma dato la competenza di sapere cosa sto facendo, dunque come li utilizzo, oppure strumenti quelli che dicevo prima, che riguardano, per esempio, l'utilizzo di costruire delle presentazioni. Dunque, fare competenza digitale vuol dire insegnare ai ragazzi l'uso corretto, in questo caso, dell'intelligenza artificiale. Per esempio, raccomandiamo sempre ai ragazzi, quando utilizzano questi strumenti, a flaggare il web access in modo che ci sia un controllo nelle fonti che utilizzano. Insegniamoli, è quello che mi interessa, è quello da cui sono partita, a scrivere il prompt in modo chiaro. Questo vuol dire fare didattica metacognitiva. Cosa stai chiedendo? Questo dobbiamo farlo anche con Google, anche con internet, con gli strumenti prima. Cosa stai chiedendo? Perché chiedi questo? Lo stai chiedendo nel modo giusto? Se io ragiono a questo punto di vista, innesco in loro, no, un processo che non è solo così, un modo di copiare,
ma un modo di riflettere su quello che sto facendo e diventa uno strumento di accompagnamento come tanti altri. E dunque, per concludere, perché ho aver finito il tempo, l'importante, secondo me, quando parliamo di competenza digitale, è imparare a chiedere, sia da insegnante che da studente, quando utilizzo l'intelligenza artificiale, ma quando devo porre le domande nel modo giusto. Dunque la scuola, se vuole sviluppare questa competenza digitale, deve partire da qui. Non ci spaventiamo, sviluppiamo, ed ecco allora che torniamo a prima, sviluppiamo la consapevolezza, la capacità di diventare competente, perché porre le domande nel modo giusto vuol dire trasformare le conoscenze in competenze, generalizzarle. Allora io insegnante ho sviluppato le competenze digitali e le sto facendo sviluppare anche ai ragazzi. Da qui dobbiamo partire, facendo piccoli passi. Nessuno di noi deve lavorare su competenze digitali e diventare un esperto informatico, ma deve utilizzare le competenze da questo punto di vista. Grazie. Sì. Allora, buongiorno anche da parte mia e benvenuti e benvenute a tutti e a tutte. Allora, mi aggancio un po' appunto durante la presentazione di Francesca Zanon, vedevo che c'erano alcune parole, alcuni concetti che ricorrevano tra la mia e la sua, oltre a competenze ovviamente. Valorizzazione, consapevolezza, anche un po' valutazione, anche se di altro. Quindi è chiaro che parlare dopo aver parlato di ChatGPT, di intelligenza artificiale, di come entrare in questi sistemi per tornare un po' forse all'antico, no? Alle emozioni, è un po', diciamo, una posizione poco felice, ecco, dopo quella di Francesca. In realtà, qualche giorno fa mi sono imbattuta in un articolo di un economista, Pissarides, che ha vinto il premio Nobel nel 2010, anche lì ricorre il 2010, che non è recentissimo, ma diceva le professioni del futuro saranno le professioni che mettono in primo piano la cura, l'attenzione verso l'altro e stiamo andando verso le tecnologie, i lavori forse anche più cognitivi le faranno le tecnologie, ovviamente se usate con competenza, ma chi si occuperà degli esseri umani? E quindi, insomma, sottolineava l'importanza di professioni come l'insegnante, l'infermiere, ma anche non so, il gestore di un ristorante che in qualche modo, sì, può cercare la ricetta su internet, però deve poi gestire le persone reali. E quindi, insomma, partendo un po' da questo, cioè non solo da questo, ma ritorniamo un po', ecco, a capire che cosa vuol dire essere competenti in un altro ambito rispetto a quello digitale, ma che comunque vedremo che ci sono tanti punti in comune. All'interno della scuola, un po' appunto l'obiettivo di oggi era vedere all'interno della scuola, ma come vi ha fatto capire la collega, le competenze sono degli aspetti che si generalizzano. Per una volta che si apprende, non so, la ChatGPT per fare un compito di matematica, quando si diventa competenti riusciamo ad applicarlo in tutto. E come diceva anche il dottor Pressati prima, le professioni del futuro ci richiedono in qualche modo competenze. Quindi partiamo dalla scuola, cosa vuol dire stare bene a scuola e in che modo le competenze trasversali, tra cui quelle emotive, si innestano in questo contesto per entrare poi proprio nella competenza emotiva. Cos'è, come si vede, a cosa serve a scuola e come si esplicano le competenze dell'insegnante, partendo un po' dall'idea però che queste competenze sono appunto trasversali, cioè le usate a scuola, le usiamo quando andiamo al lavoro, le usiamo in famiglia, le usiamo quando andiamo a giocare a calcetto. Partiamo da questo cappello del benessere. Cos'è il benessere? Stare bene. E
Tanti punti di vista anche teorici l'hanno affrontato, soprattutto negli ultimi anni, a partire dalla psicologia positiva. Ecco, io non mi sono presentata, e io insegno qui psicologia dell'educazione, sono psicologa dello sviluppo e dell'educazione, quindi come la collega Zanon ci confrontiamo un po' tutti i giorni con studenti che saranno insegnanti. E il benessere torna come benessere a scuola, ma torna anche come benessere personale. Quindi ci sono gli approcci che hanno sottolineato di più la parte emotiva, no? Star bene significa essere felici, e altri che hanno invece sottolineato di più la parte di autorealizzazione. Sto bene quando sono soddisfatto di quello che faccio, quando ho un controllo sull'ambiente, quando mi sono in qualche modo realizzato. Il benessere include aspetti fisici, ovviamente se sto bene fisicamente è meglio che se sono malato. Aspetti emotivi, e qui ci torniamo, di relazione, no? Spesso ci stiamo bene quando stiamo bene con i nostri amici. Uno dei motivi, no, di star male è l'essere escluso dal gruppo degli amici, essere tradito dal migliore amico e così via. E anche aspetti cognitivi, cioè mentali. Cosa imparo? Non so se vi è mai capitato di imparare qualcosa di nuovo e questa cosa vi fa stare bene, perché io finalmente l'ho capito e mi interessa. Il benessere è una delle cose più trasversali, perché tocca a qualsiasi persona, dai più piccoli ai più anziani, in qualsiasi contesto di vita, familiare, scolastico, sportivo, lavorativo. Entriamo però a scuola. Voi state bene a scuola? Vi vedo molto entusiasti, quindi questo mi fa pensare che state veramente bene. Qualcuno non possono dirlo perché forse ci sono i professori. E che vuol dire stare bene a scuola? Ieri mi è capitato di vedere un film in cui durante uno sciopero l'insegnante dice fate quello che volete. E all'inizio nessuno sa cosa vuole veramente. Poi pian piano dice la scuola è nostra, quindi dipingiamo i muri, giochiamo a basket, giochiamo con la PlayStation, installano la PlayStation in classe e forse questo è stare bene. E alla fine tutti sono contenti di stare a scuola. Quindi chiedetevi cos'è che non vi va bene a scuola, che non vi fa star bene. La scuola, ecco il ruolo. Far star bene gli studenti non è il primo ruolo della scuola che viene in mente. Se uno vi dicesse a cosa serve andare a scuola, la prima cosa che vi viene da dire? Niente, non serve a niente andare a scuola. Non so, a me verrebbe da dire imparare. Qualcuno annuisce. In effetti c'è l'imparare, l'apprendimento, questo è proprio una frase tratta dalle indicazioni del MIUR del 2012, che sono un po' la base del ministeriale su cui si fonda la scuola adesso. La finalità generale della scuola è lo sviluppo armonico e integrale della persona. Quindi la scuola serve a svilupparvi nel vostro massimo e comprende l'apprendimento, quindi imparare le frazioni, i manzoni, eccetera, ma anche il saper stare al mondo, che è un po' la competenza che diceva prima Francesca, non solo abilità, non solo conoscenza, ma saper generalizzare quello che impariamo. Ora, voi fate il quarto, il quinto, mi hanno detto, quindi tra un po' finite questa scuola. E la domanda che mi viene da fare è, avete imparato a stare al mondo? E se avete imparato a stare al mondo, è grazie alla scuola? Non vuole essere né una polemica né niente, così uno spunto. Quindi non solo conoscenze e contenuti, ma tutto l'insieme di quegli strumenti che ci dovrebbero rendere in grado di affrontare il percorso di vita e quindi di stare bene, se intendiamo il benessere come realizzazione di sé.
L'Organizzazione Mondiale della Sanità a questo proposito, quindi vedete come diversi enti anche a livello politico, come il Ministero o l'Organizzazione Mondiale della Sanità, puntano tanto su queste abilità. In questo caso l'OMS definisce 10 life skills che servono per evitare comportamenti a rischio e per potenziare le abilità interpersonali e intrapersonali. Queste life skills sono uno dei modi con cui sono state declinate le competenze non cognitive che dal 2022 abbiamo in un disegno di legge anche noi in Italia. E che anche se insomma, i termini che vediamo adesso racchiudono competenze simili, sono state poi declinate in modi differenti che non mi ci soffermo troppo adesso. Quindi le life skills, per esempio, prendere decisioni, sviluppare un pensiero critico, che era anche questo pensiero critico nelle slide della collega, saper gestire lo stress. Competenze trasversali sono quelle che mettiamo in atto in contesti diversi. La capacità di risolvere un problema potrebbe essere una capacità che noi abbiamo sia che il problema sia, non so, come gestire appunto la squadra sportiva, sia che sia un problema di lavoro. Competenze di cittadinanza, imparare a imparare, agire in modo autonomo. Soft skills, che sono quelle che mettiamo in atto quando lavoriamo con gli altri, quindi la capacità di collaborare, di comunicare in modo efficace, di lavorare in gruppo. Ed eccole, tra queste ci sono anche le competenze relazionali ed emotive, che quindi sottolineano maggiormente la parte emotiva. E udite, udite, tutte queste competenze, anche se non sono di contenuti formali, si possono insegnare. E anche qui è un aggancio con la presentazione precedente, no? Che l'insegnante, così come insegna a usare l'intelligenza artificiale, così può, e con il decreto, il disegno di legge deve insegnare queste competenze. Andiamo quindi a vedere meglio queste competenze emotive. La competenza emotiva ha una storia più vecchia della ChatGPT o dell'intelligenza artificiale, ovviamente, e tanti autori si sono occupati di definirla e di includere al suo interno aspetti diversi. Per brevità, per facilità, vi parlo del modello di Denham, che include nella competenza emotiva queste 3 competenze, cioè la capacità di esprimere le emozioni, di comprenderle e di regolarle. Esprimerle cosa mostro agli altri, in modo verbale e non verbale. Considerate che le emozioni passano tantissimo per il non verbale, quindi l'espressione del volto, i movimenti, la voce che trema è una delle cose che meno di altre si può controllare. La comprensione, quindi è importante sapere come si sente l'altro. Immaginate un bambino, faccio questo esempio, che vede un compagno che gli sembra triste e va lì vicino, gli dice: ma cosa hai? È successo qualcosa? E invece quel compagno è arrabbiato. Immaginate come risponde se gli vai vicino: cosa è successo? Posso fare qualcosa per te? Lo spara via. Comprendere anche le cause delle emozioni. Perché il mio compagno è felice? Perché è spaventato? E infine saperle regolare, quindi monitorarle, correggerle, aumentare l'espressione o trovare quelle strategie che servono per migliorare lo stato emotivo.
Se, non so, il bambino che ha paura dell'acqua, non sa nuotare, eviterà di andare in piscina, quindi evito la situazione. Oppure man mano che si cresce, voi ormai siete grandi, avrete anche imparato delle strategie cognitive. Non ci penso, c'è una cosa che mi fa tristezza, mi distraggo con qualcos'altro, oppure provo a tradurla dicendo cosa di buono mi può dare quella cosa, anche se non mi piace. Ovviamente tutto ciò è incluso in un contesto sociale. Il modo in cui regolate le emozioni in classe è diverso da come le regolate, non so, con i vostri genitori. O quello che vi si chiede in un contesto sportivo è diverso da quello che vi si chiede in un altro contesto. E qui ecco un altro concetto chiave che aveva introdotto la collega prima di me è la consapevolezza, che è parte fondante di qualsiasi competenza e in questo caso relativo alle competenze emotive, la consapevolezza di cosa so delle emozioni. Sono consapevole di quello che provo? Vi è mai capitato di dire, ma come stai? Ma così così. Ma che hai? Non lo so. Ma sei triste, arrabbiato, spaventato, ansioso, stressato, agitato, deluso? Non lo so. Ecco, saper dare un nome alle emozioni è parte di consapevolezza. Il potere delle emozioni, il potere che le emozioni possono avere su di noi, anche in negativo, volendo, è tanto maggiore quanto meno siamo consapevoli di provarle. Quindi un lavoro su di sé a volte per cercare di capire appunto cosa provo e cosa posso fare per stare meglio. Se spostiamo tutto questo a scuola, ma a scuola perché voi siete a scuola, perché gli insegnanti o chi di voi vorrà essere insegnante dovrà gestire il contesto scolastico, ma come dicevamo prima è trasversale un po' su tutti gli ambienti. Valorizzare l'altro, e anche questa, la valorizzazione era un termine che ho trovato nelle slide di Francesca prima di me, ed evidenziare le risorse di ciascuno. Ognuno di noi è diverso e ognuno di noi sa fare qualcosa magari meglio degli altri. Avere fiducia e rispetto. A volte tendiamo a considerare gli altri forse meno di noi, o sì, non mi fido di quello che fa l'altro. Invece, soprattutto con gli alunni, parlo per chi vuole essere o è insegnante, avere fiducia anche negli altri e negli alunni. Fare attenzione, quindi essere molto attenti, osservare, prendendo in considerazione anche punti di vista diversi, nell'idea che il mio punto di vista non è il migliore. Comunicare messaggi positivi. Può essere necessario riorganizzare i tempi, in questo caso parlo della didattica, ma anche questo ognuno nella sua mente può, come dire, spalmarlo trasversalmente in altri contesti. Avere a volte dei tempi più distesi fa star meglio e mette anche nella posizione di comprendere meglio, ecco, quella consapevolezza che dicevamo prima. Mostrarsi accoglienti ed empatici. Di empatia ormai ci si riempie la bocca a scuola, fuori da scuola, all'università, ovunque, in televisione, e forse anche un aspetto sopravvalutato. È uno però degli aspetti che concorrono a questa competenza emotiva e relazionale. Essere empatici significa comprendere ciò che l'altro prova e mettersi in sintonia su quell'emozione, senza giudicare. E questo mi fa prendere l'esempio, diciamo il via, per farvi due esempi che appunto i miei studenti conoscono perché li ho fatti già a lezioni, e che sono il messaggio io e l'ascolto attivo.
qui diciamo trasposti in un contesto classe, ma si possono trasporre nella relazione con un genitore, con un amico, col fidanzato, con l'allenatore, con chiunque, con un figlio. Il messaggio io è una comunicazione senza giudizio, in cui il focus non è sul comportamento dell'altra persona, non è sull'altra persona, ma sul suo comportamento. Ed ha un focus su sé più che sull'altro. L'esempio che si trova anche sui libri è, non so, l'insegnante che vede un bambino che corre per il corridoio e urlando dice: fermati, sei uno scavezzacollo, così ti fai male. Questo non è un messaggio io. Il messaggio io sarebbe: stai attento perché stai correndo troppo veloce, quindi non se uno scavezzacollo è un giudizio sulla persona, stai correndo veloce è un comportamento. E se corri così veloce, io mi preoccupo. Quindi vedete come cambia il punto di vista, non è accusatorio, lo scarico su di me e questo apre la comunicazione, rende anche l'altro accolto e non so se ci provate, magari il bambino veramente a quel punto smette di correre. E questo, appunto, come vi dicevo, si può trasporre in altri contesti. Provateci oggi a casa con la mamma, il papà, che sono i personaggi più difficili con cui agire in questo modo. L'ascolto attivo è un ascolto in silenzio, rispettoso di quello che l'altro ha da dirmi. Quante volte ascoltiamo gli altri in maniera superficiale, distratta? Ah, sì, sì, va bene. Ma te l'ho detto? No, non me l'hai detto. Sì, non mi ascolti e andiamo avanti così. Proviamo ad ascoltare veramente, facendo anche un rimando verbale e non verbale. Il non verbale è, non so, annuire. No? Quando uno ci parla, quando parliamo a qualcuno e l'altro annuisce, magari sposta la testa, no, di lato, ci sentiamo più ascoltati. E anche verbale, riformulando in qualche modo quello che l'altro ha detto. Ah, mi stai dicendo che è successo questo con il tuo amico e quindi... E questo fa sentire l'altro ascoltato, sostiene un buon rapporto, l'empatia che dicevamo prima e anche facilita l'apertura. Quell'altra persona, che sia uno studente, un amico o qualcun altro, si sentirà più desideroso di parlarci, di confidarsi, di dirci quello che deve dirci. A cosa serve tutto ciò? Bello essere accolti, ascoltati, ma perché è così importante? Quindi racchiudendo un po', cioè tirando le somme di quanto abbiamo detto finora, perché ritorniamo a scuola? È così importante che un insegnante sia anche egli o anche ella competente a livello emotivo. Come abbiamo visto, per esempio, con l'ascolto attivo, per comprendere le esigenze degli studenti. Ogni studente è unico, ognuno ha dei desideri, delle necessità, dei bisogni diversi. Mettersi in ascolto empatico dell'altro aiuta a comprenderlo e se lo comprendo lo gestisco meglio, gli do anche quello di cui ha bisogno. Risolvere i conflitti cercando soluzioni efficaci e mantenere la calma anche in situazioni stressanti. Allora, i conflitti ci sono in classe, non so, immagino un insegnante di seconda primaria quando i bambini litigano. Ma le situazioni stressanti ci possono essere anche tra colleghi, tra genitori e insegnanti e ci possono essere in qualsiasi situazione della vita. Immaginate tutti i conflitti che potete avere con i vostri amici, con i genitori, con chiunque. Ecco, essere consapevoli e competenti a livello emotivo ci aiuta a gestirli. Fornire un modello. Si impara perché qualcuno ci dice le cose, si impara perché le leggiamo, si impara, ma anche perché si osserva il comportamento degli altri.
Quindi tanto più un insegnante è competente, tanto più abbiamo possibilità che anche lo studente diventi competente. E infine, se mettiamo insieme la capacità di esprimere, regolare, comprendere le emozioni, il messaggio io, l'ascolto attivo, immaginate una scuola così, è una scuola in cui si sta bene, in cui c'è un clima positivo, inclusivo. Il clima di classe, il clima di un qualsiasi contesto sociale è fondamentale per renderci parte di quel contesto e di nuovo per farci stare bene. Questo migliora l'apprendimento. Vi è mai capitato di imparare meglio o studiare con più piacere la materia di cui vi piace il professore? Se non vi piace il professore perché è cattivo, perché è ostico, perché è poco gentile, piano piano rischiate di farvi piacer meno anche la materia che insegna. Bravo l'insegnante competente, ma chi insegna all'insegnante? E chi insegna a qualsiasi adulto? Quindi sì, l'insegnante si pone come modello per i bambini, però quando uno è già adulto e soprattutto il mestiere dell'insegnante, ma come tanti altri mestieri, ha un coinvolgimento emotivo molto elevato. Qui ci sono alcuni suggerimenti, ma ovviamente ce ne possono essere tanti altri. La formazione innanzitutto, non è che uno si è laureato e ha finito. Bisogna lavorare costantemente per una formazione continua, con corsi, letture, altre risorse, ecco, digitali come abbiamo visto. Collaborare con i pari, con i colleghi, per avere dei feedback o per trovare dei modelli cui ispirarsi. Coltivare l'autoriflessione e l'autoconsapevolezza, quindi fermarsi ogni tanto, riflettere, dire ma oggi potevo rispondere in modo diverso a quella persona? Come potevo rispondere? Cosa non ho colto di quella persona che sembrava triste? E il giorno dopo provare quindi a migliorarsi. Si può poi arrivare a chiedere un supporto o una consulenza. Concludo quindi dicendo che sviluppare competenze emotive richiede tempo, cioè non basta, ecco, sentire oggi queste presentazioni, pratica, impegno, ma bisogna farlo perché l'insegnamento possa migliorare, la pratica educativa sia più efficace e si sviluppino relazioni di qualità. Quindi le competenze emotive dell'insegnante, come di qualsiasi altra persona, servono al benessere del bambino e ad aiutare il bambino o lo studente a diventare un adulto competente, ma servono anche all'insegnante o all'adulto stesso per il proprio benessere. E io vi ringrazio. Buongiorno, grazie, un ringraziamento a Claudio Cressati, appunto a Daniela Cattalini e a tutto il Centro di Documentazione Europea e un saluto anche alle professoresse che mi hanno preceduta e complimenti per i loro interventi veramente interessanti. E innanzitutto mi presento, io sono Martina Rossetto appunto della Casa per l'Europa di Gemona e concluderò questo convegno di oggi con una breve presentazione sull'associazione in cui lavoro e su alcune delle opportunità di mobilità internazionale di cui potete eventualmente usufruire per fare un'esperienza di volontariato, stage, tirocinio o lavoro all'estero, appunto. Allora, innanzitutto la Casa per l'Europa, che cos'è? È un'associazione nata grazie alla legge regionale 6 del 1989, proprio con lo scopo di diffondere gli ideali e le opportunità che l'Unione Europea offre ai propri cittadini. Dal 2000 poi siamo anche punto locale Eurodesk in qualità di agenzia e in questo Eurodesk che cos'è? Eurodesk è la rete ufficiale appunto di informazione dei programmi Erasmus e Corpo Europeo di Solidarietà ed è stata istituita dalla Commissione Europea
proprio con il compito di informare i giovani sulle opportunità di mobilità e incoraggiarli a partire, diventando così cittadini europei attivi. Ed è proprio con questo scopo che io sono qua oggi. Procederò ad illustrarvi alcune delle varie opportunità esistenti di cui potrete usufruire, e logicamente ce ne sono tante. Io ho pensato a quelle che magari potrebbero interessarvi maggiormente, anche visto appunto il target di persone presenti, ecco. Allora, la Casa per l'Europa, oltre a questo, comunque ha anche un'altra serie di compiti, tra cui l'aggiornamento del sito con notizie di vario interesse che variano magari dalle opportunità in Italia all'estero, e anche sui bandi dei corsi e i concorsi attivi, o sulle opportunità anche proprio locali in Friuli Venezia Giulia. Tutte le notizie vengono poi riepilogate e inviate settimanalmente tramite la newsletter, che appunto viene inviata ogni venerdì agli utenti iscritti. E poi, come accennava prima il professor Cressati, ogni 9 maggio noi ci occupiamo, in occasione della giornata europea, di organizzare un evento, magari in collaborazione con le scuole, per celebrare insieme la Festa dell'Europa. E oltre a questo, ogni anno poi viene prevista anche una serie di convegni su varie tematiche sempre legate all'interesse europeo, che svolgiamo in scuole, università o anche aperti al pubblico. Tutte le attività poi della Casa per l'Europa vengono riassunte in un giornalino che viene pubblicato ogni 6 mesi. Lo potete trovare presso il nostro ufficio a Gemona. E poi in conclusione, comunque, il nostro compito principale è appunto quello di orientare i giovani verso a quali sono le opportunità di cui possono usufruire. Allora, riguardo a questo io ve ne presento un 4, cominciando dall'ambito del volontariato. Parto da un'esperienza di breve termine, ossia i campi di volontariato internazionale, che prevede che gruppi di giovani provenienti da paesi diversi si incontrino e vivano insieme dai 10 giorni a 3 settimane, svolgendo attività di volontariato di vario genere a seconda della tematica del campo. È rivolto ai ragazzi che abbiano compiuto almeno i 18 anni di età. E per quanto riguarda i costi, il vitto e l'alloggio sono garantiti grazie alla quota di iscrizione variabile in base al progetto. Per iscriversi bisogna comunque consultare portali dedicati, ce ne sono tanti. A titolo esemplificativo magari il portale dei giovani, Lunaria, o lo stesso sito di Eurodesk, appunto. Però se volete approfondire questa tematica, per esempio, fuori comunque ci sono alcuni volantini informativi e dietro troverete tutto un po' nei dettagli, ecco. E sempre nell'ambito del volontariato, ma un po' più a lungo termine, esiste il Corpo Europeo di Solidarietà, che permette ai giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni di andare all'estero, appunto, a fare un'esperienza di volontariato di vario genere, anche qua a seconda degli interessi personali. Dura appunto dai 2 ai 12 mesi l'esperienza, a seconda del progetto che si svolge, ed è comunque anche questa un'opportunità vantaggiosa anche dal punto di vista economico, perché vitto e alloggio sono coperti, ed è prevista anche la copertura dei costi di viaggio andata e ritorno, fino a un massimale che però di solito, insomma, si aggira intorno ai 275 euro, che generalmente dovrebbero bastare per la copertura delle spese di viaggio. E in più viene prevista anche un piccolo pocket money per le piccole spese quotidiane, insomma, dei singoli volontari.
Per questo progetto ci si candida tramite l'iscrizione al portale europeo dei giovani. In presentazione ho messo il link di collegamento se siete interessati, e accedendo al portale appunto avrete accesso a tutte le opportunità esistenti a cui potete inviare la candidatura. Spostandoci invece in ambito lavorativo, vi presento la rete EURES, che è una rete sempre istituita dalla Commissione europea con lo scopo preciso però appunto di incentivare e facilitare la mobilità internazionale dei lavoratori. EURES prevede varie soluzioni, io ve ne menziono nello specifico due, però se insomma siete interessati a seguire questa strada, comunque premetto che ci sono gli EURES Advisor, che sono le persone qualificate a dare tutte le informazioni accreditate in tale ambito, e quindi potete contattare direttamente loro, che tra l'altro saranno anche coloro che vi seguiranno materialmente in tutto ciò che vi serve per concretizzare il vostro progetto di mobilità all'estero, sempre dal punto di vista sia burocratico che finanziario e tutto. Quindi anche in questo appunto la prima cosa da fare è contattare gli EURES Advisor. Anche in questo caso nella presentazione vi ho comunque incluso i link che vi rimanderanno al portale, dove potete avere insomma accesso ai vari contatti degli EURES Advisor. Allora, per quanto riguarda questo, le strade che io ho selezionato sono due. Una è quella di procedere per bandi regionali, e l'altro invece riguarda un po' di più proprio l'ambito lavorativo vero e proprio. Allora, per quanto riguarda i bandi regionali, i ragazzi possono svolgere questi progetti di tirocinio per un tempo limitato che va dai 3 ai 6 mesi, e i beneficiari hanno diritto ad un'indennità per mobilità prevista dal bando, commisurata in base alla durata del progetto e al paese di destinazione, e questo è cumulabile eventualmente anche con ulteriori benefici erogati da EURES o dal soggetto ospitante. La domanda va presentata per quest'anno entro il 31 ottobre. Però per chi sia interessato ma per questioni personali non riesca a rientrare nelle tempistiche di quest'anno, trattandosi di un bando comunque generalmente rinnovato di anno in anno, quindi non ci sono problemi per chi sia interessato a questa opzione anche per il proprio futuro. E per quanto riguarda invece la sfera un po' più lavorativa, si può procedere sempre tramite EURES, che appunto è la rete che ha il compito di facilitare la mobilità internazionale ed europea dei lavoratori. Il progetto, comunque il programma, è rivolto ad ogni cittadino dell'Unione Europea, e la durata del progetto è, insomma, tutto quello che lo riguarda è variabile in base alle necessità personali e a quello, insomma, che si cerca, che si concorderà poi in sede di colloquio con gli EURES Advisor. E sempre EURES prevede comunque un'indennità al lavoratore. Però per ulteriori dettagli in questo ambito comunque vi consiglio di contattare direttamente gli EURES Advisor, perché sempre loro saranno coloro che vi seguiranno poi materialmente anche per tutto quello che riguarda la fase di candidatura, che quindi vi aiuteranno materialmente nel processo di registrazione al portale, e nella creazione di matching tra insomma chi offre, chi chiede il lavoro, e in tutto quello che riguarda la burocrazia e le questioni finanziarie appunto legate al progetto che intendete realizzare. Comunque vi specifico che per questo loro sono disponibili, quindi se vi interessa potete contattarli seguendo i link che vi ho incluso nella presentazione.
E personalmente concluderei poi, non ho il tempo materiale proprio di parlarvi di tutte le opportunità che sono esistenti, però vi menziono, almeno a titolo informativo, fuori comunque ci sono anche altri volantini, che oltre a questo comunque esistono altre opportunità che vi consiglio di esplorare, come ad esempio il servizio civile universale o il lavoro alla pari. Poi, insomma, dato che comunque riguarda probabili futuri studenti universitari, comunque un'opzione validissima che io consiglio sempre è quella di usufruire del programma Erasmus per studio o tirocinio all'estero, perché è un'esperienza assolutamente valida che vi formerà a livello personale, a livello professionale anche. Io sono stata breve, se siete curiosi comunque di insomma, approfondire queste tematiche o per qualsiasi altra curiosità, noi siamo disponibili a Gemona, potete passare, prendere appuntamento, passare quando volete. E insomma, io poi sarò disponibile ad un colloquio un po' più specifico che riguarda poi i singoli, perché comunque ogni caso è a sé stante. Quindi niente, così. Magari ne approfitto solo per Certo. dare una specifica, dato che il target è appunto quello di scienze della formazione, volevo specificare che comunque tutte le opportunità che ho appena elencato sono convenienti anche in base ai vostri interessi, perché le tematiche sono ampie, tra cui appunto anche quelle dell'istruzione, delle formazione. Quindi l'esperienza di volontariato, di tirocinio, lavoro all'estero comunque potrebbe risultarvi utile comunque anche a livello professionale per il vostro futuro, se l'interesse è appunto anche quello di continuare con l'ambito della formazione, ecco. Quindi non sono cose distanti, ecco. Grazie. Allora io desidero in conclusione ringraziare tutti coloro che sono stati presenti a questo incontro, le scuole che hanno aderito e gli insegnanti che hanno accompagnato i ragazzi. Naturalmente ringrazio coloro che hanno partecipato attivamente con le loro relazioni. Ricordo in conclusione che il 19 aprile avremo un'altra manifestazione nell'ambito delle attività del Centro di Documentazione Europea dell'Università di Udine, una iniziativa di cui non avete ancora avuto, non abbiamo ancora diffuso le locandine, ma stiamo già naturalmente ci stiamo già lavorando. Sarà un'iniziativa dedicata alle elezioni europee dell'8 e 9 giugno prossimo. Avremo un incontro con alcuni parlamentari europei della nostra circoscrizione e c'è la possibilità anche attraverso un link di indicare, che abbiamo distribuito già alle scuole, alcune hanno già risposto anche all'università, indicare i temi su cui volete chiedere l'opinione, il parere, la posizione ai deputati europei che saranno presenti. Alcuni saranno presenti fisicamente qui all'università, altri si collegheranno da remoto, ma avremo un buon numero di parlamentari e poi ci sarà naturalmente anche una introduzione di un collega sul Parlamento europeo, sulle sue funzioni, le sue competenze e il ruolo che i cittadini europei hanno nella scelta dei parlamentari europei, perché le elezioni europee sono un grande esercizio di democrazia
ed è importante che tutti noi possiamo esprimere la nostra voce per poter essere protagonisti del nostro futuro e del futuro dell'Europa. Questo sarà il tema di questo incontro la mattina del 19 aprile che terremo nel polo economico giuridico di Via Tomadini. Ma le vostre scuole sono già state, forse voi stessi, informati e comunque informeremo e diffonderemo l'informazione successivamente, ulteriormente. Grazie ancora per essere stati qui e alla prossima.